Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite il professor Massimo Robioni, che è direttore della clinica maxillofacciale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno professor Robioni, grazie per essere qui con noi. Sappiamo che è impegnatissimo, tra l'altro si sta preparando, no? Ultimi preparativi anche per l'incontro di domani. Domani al visionario si parlerà di sanità, cosa merita la popolazione dopo il Covid. È frutto di un lungo lavoro e di una grande collaborazione all'interno appunto dell'Ateneo friulano. Sì, diciamo che vuole essere un pochettino un'opportunità per riflettere su argomenti di grandissima attualità e di riflettere in seno a un accordo fatto tra il comune e l'università per la sostenibilità sociale, ambientale e la sostenibilità in genere, che rappresenta uno dei punti, sappiamo, dell'agenda 2030, sia la sostenibilità che la resilienza sono due aspetti importantissimi e abbiamo deciso di affrontarli, di condividere con la popolazione alcuni aspetti di visione futura, quindi sicuramente un approccio non tecnico come siamo abituati a fare noi chirurghi, ma una riflessione culturale che trascende un pochettino da quelle che sono le imprese chirurgiche, ecco. Senta, tra l'altro si affronterà il tema della medicina fatta proprio sulla persona, quindi classico taglio sartoriale, quindi le terapie sulla persona, si valuta la persona per quello che è, per quelle che sono le sue caratteristiche, oltre a puntare chiaramente sempre di più sulla qualità delle prestazioni erogate. No, è verissimo, questo è un punto sicuramente centrale, però cercheremo di portare all'attenzione del pubblico, che speriamo sia presente in sala in maniera cospicua e numerosa, anche perché vogliamo diffondere un certo tipo di messaggio su quelle che sono sì alcuni aspetti della medicina di precisione personalizzata, ma con un concetto molto più ampio, dove vogliamo passare un messaggio che all'interno della complessità, la complessità della vita, la complessità sociale, la sanità diventa un punto nevralgico proprio come un driver di crescita sociale, perché se noi parliamo dell'ospedale come punto di non come punto di cura, ma come punto di benessere, dove si attuano medicina preventiva, si attua un programma di active aging, cioè un invecchiamento attivo, noi vorremmo ottenere una popolazione in salute, e questa popolazione in salute ha un riflesso costante sulla vita sociale, e questo rappresenta per noi un fattore importantissimo per la ripartenza dopo il Covid-19. Stiamo vivendo dei momenti drammatici tra le proteste, tra le non credenze e le credenze, che evidentemente sfuggono a delle idee scientifiche, e per questo c'è bisogno di ridare fiducia alla popolazione e far capire che cosa la sanità e che cosa la medicina in Friuli Venezia Giulia, ma anche in tutte le altre parti d'Italia, sta facendo per la popolazione che merita un approccio un po' diverso, un po' più innovativo, più tecnologico e più tagliato sulle necessità dei pazienti. Ecco, digitalizzazione e umanizzazione, un binomio che può stare insieme, ma in questo caso è imprescindibile praticamente. Diventa imprescindibile, però lei ha toccato un tasto molto Sì, bello. Lei sa che a me piace utilizzare questo sì, termine tecno-umanizzazione, sì. perché nella società 5.0 in cui ci troviamo esiste un grandissimo sviluppo della tecnologia, ma questa tecnologia non deve governare le nostre vite, sono le nostre vite che andranno a governare la tecnologia per trarne dei benefici in termini di migliore qualità dei servizi in sanità,
e questa tecno-umanizzazione crea un linguaggio universale, un linguaggio moderno che permette di interagire meglio con i pazienti, comprendere alcuni aspetti fondamentali dell'ars medica e quindi portare avanti dei programmi terapeutici, degli aspetti diagnostici, dei percorsi che devono sicuramente essere spalmati nell'ambito di una cura di un paziente in maniera molto più lineare, senza creare grosse diciamo, alterazioni di vita del paziente, e di questo noi crediamo moltissimo nell'aiuto della tecnologia, l'analisi dei dati, quindi i famosi big data, e la programmazione, la preparazione di protocolli operativi che si avvalgono su milioni e milioni di dati, si avvalgono di milioni e milioni di dati per tirare fuori degli algoritmi terapeutici, operativi e lavorativi. Ecco, sarà un po' forse magari difficile riuscire, no, a coinvolgere le persone che preferiscono avere il contatto diretto, l'abbiamo visto anche durante il lockdown, no? Il contatto diretto, parlare direttamente e non così magari al computer o in TV, magari lascia qualcuno ancora un po' perplesso. Quindi bisognerà No, convincere anche queste persone. questo è vero, però per Eh, noi sappiate che il contatto umano e la visita in presenza resta sempre la prima scelta, perché al ecco. momento attuale non si può prescindere dalla prima scelta. La telemedicina in modo specifico rappresenta uno strumento aggiuntivo che ci permette di dare un plus al paziente, di fornire al paziente un'occasione in più per stare con noi. Quindi io lo vedo come un aumento di opportunità che, tra l'altro, prima dell'avvento della telemedicina non esisteva, quindi noi potremo riuscire a cogliere nell'ambito di un follow-up alcune diciamo percezioni iniziali di una ripresa di malattia, oppure il paziente ci può contattare semplicemente per avere un conforto o una parola di consulto estemporaneo che altrimenti prima non avrebbe potuto fare, o comunque sarebbe dovuto arrivare presso l'ospedale. E Certo. quindi qua si parla di un tema di sostenibilità proprio, perché se noi consideriamo l'anziano che per spostarlo devi chiamare l'ambulanza, Sì. devi chiamare l'Insuneman, che è quella associazione che collabora con noi, oppure devi creare un network di lavoro da parte della famiglia che deve portare l'anziano qui, delle volte la possibilità per una fase interlocutoria, perché poi quando si intravedono delle necessità e delle criticità, il paziente viene assolutamente trasportato in ospedale, quindi io la vedo addirittura come una cosa Certo. aggiuntiva, e il fatto di vedersi e di interagire, intraprendere alcuni percorsi evidentemente va in questa direzione di migliorare e di rendere una sanità sostenibile, perché ricordiamoci che comunque la qualità ha un costo minore della non qualità. Sì, in effetti, no, cioè, da una parte chi si sentiva magari abbandonato solo perché poteva guardare, parlare, interloquire con le persone, come stiamo facendo noi in questo momento. Dall'altra parte, però, c'era la possibilità, anche nel periodo del lockdown, di parlare con tutte le persone a casa. Quindi questo è un modo effettivamente, cioè bisogna stare attenti, no, di bilanciare le due cose, però è un modo per raggiungere tutti e sentirsi più vicini e far sentire tutti più vicini, in effetti. Per primi durante il periodo del lockdown abbiamo adottato questo sistema, per primi nel senso, non per primi in senso assoluto, Sì, abbiamo capito questa necessità, tant'è vero che abbiamo prodotto dalla nostra esperienza 2 pubblicazioni sì, internazionali di un certo valore, che hanno delineato lo scenario del nostro impegno all'interno della telemedicina, e quello che abbiamo fatto durante il Covid, perché è stata una necessità. Abbiamo riorganizzato un modello, poiché il paziente non poteva venire, specie per i pazienti che erano stati operati, per esempio per neoplasia, ed erano ritornati in Sicilia. Abbiamo dovuto necessariamente fare in modo di tenerli sotto controllo. Questo era il problema.
Senta, proprio per quanto riguarda la sua specialità, ecco, in modo particolare la struttura di chirurgia maxillofacciale, come opera appunto a distanza? L'intervento, la visita fatta praticamente in presenza e poi, come mi spiegava lei, avete raggiunto dei pazienti che erano lontani e questo è il modus operandi anche per quanto riguarda la maxillofacciale. Allora, sì, diciamo che telemedicina è uno scenario un po' Sì, complesso, sì, nel senso che di telemedicina la possiamo suddividere. La telemedicina, diciamo, è la scatola grande all'interno del quale si sviluppano teleconsulti, televisite, teleteaching, telesurgery e anche teledidattica, perché non ci dimentichiamo che noi come professori universitari durante il lockdown abbiamo tenuto i nostri corsi insegnamento mai sospesi, sì, sempre in teledidattica. sì. Quello è un aspetto di telemedicina, specie quando riguarda gli argomenti di tipo medico. Poi dal punto di vista di telechirurgia siamo riusciti a non riempire le sale operatorie, ma a mandare il segnale fuori, quindi a mostrare ai nostri studenti, ai nostri collaboratori e a poter interagire e che ancora oggi facciamo. Per esempio, un suggerimento in sala operatoria viene dato in telesurgery, si fa una sorta di telementoring, quindi voglio dire è molto variegata l'applicabilità della telemedicina. Poi la applichiamo nella pianificazione, per esempio virtuale, nella condivisione a distanza con nostri colleghi, quando pianifichiamo degli interventi complessi e poi condividiamo con il chirurgo l'otorino, condividiamo con il neurochirurgo quando appunto abbiamo da eseguire della chirurgia multidisciplinare. Oppure facciamo appunto le televisite, che sono il contatto diretto, anzi indiretto con il paziente attraverso una piattaforma che è gestita dall'ospedale, attraverso la quale noi facciamo proprio un vero e proprio ambulatorio virtuale, all'interno del quale eseguiamo l'anamnesi, facciamo una semiotica clinica, una telesemiotica, cioè andiamo ad analizzare alcuni aspetti che ovviamente hanno dei limiti, ma possono darci delle informazioni importanti. Quindi diciamo che col termine telemedicina abbracciamo più ambiti di operatività. Bene, professor Robioni, io non posso fare altro che ringraziarla e ricordare l'appuntamento per domani alle 18 al Cinema Visionario di Udine. Quindi anche questo sarà uno degli argomenti che saranno affrontati domani nel corso dell'incontro, professore. Sì, sì, assolutamente sì, e ho l'onore di essere accompagnato in questa mia avventura dal professor Alberto Felice De Toni, che è stato rettore dell'Università di Udine ed è un ingegnere gestionale con grandissima esperienza sul tema della complessità. Quindi io sono onorato di avere un coautore di tale spessore. Sicuramente sarà una giornata, saranno delle ore interessanti da spendere insieme, ma soprattutto anche di interazione con il pubblico ci aspettiamo, perché poi questi incontri hanno una finalità di divulgare la conoscenza, ma anche di confrontarsi su alcuni temi, e l'esperienza anche del pubblico può risultare utile a costruire un domani. Bene, grazie al professor Robioni, grazie ai nostri amici telespettatori che ci hanno seguito. Appuntamento a giovedì, sempre alle 13:15 con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.